che non riesci a sentire quando ti chiamo vieni per te far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai sola. Ninna nanna resto io che ti scorrere in la cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna resto io che ti scorrere. Cominciamo? Sì. Ciao Giovanna. Ciao Loredana. Diciamo, anche se tu sei un volto ormai noto, una presenza attiva e stimolante in Officina Mediterranea, questa volta sei dall'altra parte, cioè nel senso che io cercherò di farti delle domande o di dialogare con te sulla tua opera. E prima di tutto, brevissimamente, due notizie biografiche, artistiche nei tuoi confronti, che già tutti conosceranno. Ecco, stasera siamo qui per presentare Cuori clandestini, come si vede bene dalla foto che Donato ci manda, ma vorrei prima dire che tu sei lucana, sei nata a Potenza e soprattutto che sei una persona poliedrica, nel senso che lavori con i numeri, mi pare di aver capito, però sei anche attratta dall'arte, l'arte dell'uncinetto. Io ti avevo conosciuto sempre tramite Officina Mediterranea all'inizio, proprio con questi oggetti artistici che sono delle vere e proprie creazioni. Adesso non ne vedo più, però non so se hai smesso, e poi ti dedichi alla scrittura sia in versi che in prosa. Oltre a questo sei proprio una cioè ami la cultura a 360 gradi e sei una divulgatrice culturale, il che di questi tempi è molto importante. Ecco, per esempio stai gestendo il blog Casa di Azul. Allora, io ho due parole prima di cominciare a parlare del libro. Cosa mi dici di Casa di Azul, che poi è la casa di Frida Kahlo? Sì, esatto. Allora, innanzitutto Loredana ti ringrazio per essere qui oggi, anche perché Cuori clandestini ci lega particolarmente, quindi ti ringrazio te, ringrazio Officina Mediterranea per insomma darmi questo spazio e ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo e che comunque lo faranno in differita. Che dire, sì, vivo di questa poliedricità che in qualche modo non vivo come una dispersione, sai, perché alle volte si può pensare che chi troppo fa riesce a concludere ben poco. Nel mio caso devo dire ho la fortuna di vivere tutti questi aspetti a 360 gradi e ognuno di essi poi è un collegamento con gli altri, quindi sicuramente grazie alla contabilità che tutti i giorni porto avanti riesco ad assumere un certo regime, una certa disciplina che in qualche modo riesco a traslare anche nella scrittura, così come avviene, no, nell'arte dell'uncinetto, che non ho abbandonato totalmente, però ho rallentato perché i tempi sono quelli e quindi intersecare tante cose diviene difficile, però in quel caso per dire intreccio un filo ed è un po' come intreccio dei versi, oppure metto insieme una struttura di un romanzo. Quindi diciamo che c'è un filo conduttore, un po' come diceva Calvino, no? Che siamo una combinatura di immagini, letture, ecco io mi sento così. E sì, c'è questa forte connessione con Frida Kahlo che hai nominato, ed è un'artista che io ho sentito particolarmente a me connessa. Diciamo che ho riscontrato diverse assonanze, sì, di un parallelismo con quello che è stata la vita di Frida Kahlo, che in qualche modo ho sentito un po' mia, per quando non mi permetterei mai di, insomma, avvicinarmi ad accostarmi ad una donna così, voglio dire, fortemente attiva sia come rivoluzionaria, come artista soprattutto, e ci ha lasciato comunque delle perle davvero importanti sul quale meditare.
però sicuramente ho trovato una connessione sia nel suo essere molto radicata alle sue origini, infatti lei continuava, no, a far emergere questo legame con le radici in un periodo in cui il Messico cercava di occidentalizzarsi, lei continuava comunque con l'abbigliamento, con l'arte a sottolineare questo attaccamento alle radici, un po' come succede a me, così legata alla mia Basilicata. E poi c'è questa trasformazione della sofferenza in arte, è un po' quello che è accaduto a me paradossalmente. Ho vissuto un momento di buio, ho cercato di tramutarlo in luce attraverso la scrittura. Ed è per questo che ho voluto omaggiare il mio blog, La Casa Azul, che si occupa appunto di divulgazione culturale, come già detto, e dove appunto c'è uno spazio dedicato sia alle recensioni di libri, serie TV, ma soprattutto appunto libri, autori, che sono sia quelli consolidati che quelli emergenti, e poi ci sono delle varie rubriche, per esempio le storie della buonanotte, dove ci sono delle storie scritte insomma da me inedite, ma anche da altri scrittori che hanno voluto insomma collaborare, e poi la rubrica dedicata alla musica. Quindi cerco nel mio piccolo, non perché abbia le risposte in tasca o io sia il verbo, però diciamo cerco di trasmettere i miei punti di vista e dare consigli culturali. Certo, e lo fai molto bene anche. Grazie. Volevo dire, sì, veramente, che oltretutto sei stata giurata in alcuni premi importanti, l'ultimo dei quali mi pare che sia il Festival internazionale di Melfi, che si è Sì. concluso da poco, quindi se vogliamo possiamo ricordare che domani si conclude l'altro festival internazionale organizzato da Officina Mediterranea, quello di Alba Adriatica, dal tema il Mediterraneo. Naturalmente chi ha opere d'arte pittoriche ed altro ha ancora una settimana di tempo per presentare. Quindi chi vuole, se non l'ha già fatto, è bene che cominci e si dia da fare. Allora, sei stata premiata più volte sia per i tuoi scritti in prosa che in poesia. Stasera lasciamo perdere la prosa perché altrimenti non la finiremo più e cominciamo invece a parlare della poesia. Nel 2025 tu hai pubblicato la prima raccolta poetica, Fasi lunari. Ecco, come nasce questa raccolta? Allora, Fasi Lunari è stata appunto una vera e propria rivelazione, nel senso che è stato il mio primo concreto approccio con la scrittura. Infatti, la sua pubblicazione ha coronato sicuramente un sogno nel cassetto e mi ha portato insomma ad attraversare anche se vogliamo il dolore, perché il 2023 è stato un anno che mi ha insomma un po' turbata, in quanto ho vissuto diverse fratture nella perdita tragica di mio padre e nella perdita di diverse persone, diciamo, non in senso, non come lutti effettivi, ma comunque ci sono stati dei distacchi a livello di amicizia e anche amorose che comunque in qualche modo mi hanno turbato. Ecco, scrivere è stato per me un attraversamento di questo dolore, perché sicuramente con Fasi Lunari ho voluto lanciare il messaggio che il dolore non può essere accantonato, non lo possiamo sradicare dalla nostra esistenza, però lo si può attraversare. E emblematica è stata la luna, che ho sempre amato in quanto testarda, no? Che cresce, cala, si riduce a un fascio di luce per poi ritornare piena e luminosa, e un po' ho riscontrato quella stessa testardaggine che risiedeva in me. E quindi piano piano, un po' alla volta, attraverso queste fasi, ho cercato anche io di elaborare tutte quelle che sono state le varie tappe attraversate dopo un lutto fino alla riscoperta, insomma, della bellezza della vita nonostante tutto. Quindi ecco, così nasce, insomma, Fasi Lunari, e il titolo, insomma, si rifà alla luna. Quindi la scrittura in questo caso poetica, è un salvagente, è stato un salvagente, è stata un'ancora di salvezza per te in quel momento Assolutamente sì. particolare. Okay. Certo, sì, assolutamente sì. Allora, adesso entriamo nel vivo della serata, Sì, cioè cominciamo a parlare di Cuori clandestini, sì, pubblicata da Pisani Teodosio Edizioni, che è una casa editrice, mi pare, di Potenza,
o della Di Avigliano Basilicata? proprio, sì, proprio di Avigliano, il paese in cui abito, e lo ringrazio fortemente perché ancora crede in questo ed Sì. è davvero una persona squisita che accompagna in ogni fase della pubblicazione ed è una grossa mano d'aiuto per chi si trova, insomma, ad avere dei primi contatti col mondo della Il scrittura, mondo quindi ci editoriale. tengo a ringraziarlo. E fai bene, anche perché il lavoro che si vede, diciamo, sotto il profilo grafico è un lavoro perfetto. Bene, Sì, allora è composta questa silloge da 41 poesie, se non ho contato male, più una nota iniziale della sì, poetessa e i ringraziamenti finali. Ecco, due parole sulla nostra, sui nostri contatti prima della sì, pubblicazione, giusto sì, per mettere in luce qualcosa. Tu mi parlavi che volevi sottopormi così all'attenzione un tuo progetto. Io ho risposto immediatamente in modo affermativo e aspettavo una bozza. Invece, quando mi è arrivato il cartaceo, perché io sono obsoleta e preferisco il cartaceo piuttosto che il digitale, ho visto che era un'opera già conclusa, già finita, era un percorso che aveva già raggiunto il suo scopo, la sua meta e diciamo era già allora, e lo è poi diventato, un'opera meravigliosa che mi ha coinvolta. Tanto è vero che ho scritto subito delle note, dei commenti, note diciamo anche extemporanee che mi venivano leggendo. Dopodiché tu queste note hai voluto utilizzarle come prefazione e sì, questo mi ha onorato, questo mi ha veramente onorato perché significa che in qualche modo eravamo entrati in connessione come certo. persone, come poete e soprattutto con queste poesie. Detto questo, volevo chiederti, ecco, volevo ancora far notare una cosa, quando tu mi hai mandato, chiamiamola la bozza, che io ho Sì. qua eccola qua, e che ho anche tutta Sì, scarabocchiata, sottolineata, perché a me piace quando leggo, scrivere, sottolineare sì, e certo fare delle capisco, note succede lo grafiche. stesso anche a me. Ecco, vedi, non c'erano le opere di tuo Mm, fratello. Ecco, quindi no, mi è mancata quella componente che poi invece ho apprezzato nel testo integrale e di cui avremo modo di parlare. Allora, io direi di cominciare subito con la lettura di una poesia, sì, una certo. che hai scelto, che vuoi leggere e dopo da lì partiremo. Sì, ok, allora voglio leggere ai nostri amici Sfiorarsi al tramonto. Mani si cercano al calar della quiete che precede il tramonto. Un tocco soltanto e il mondo si inceppa fra due respiri affamati. Dita si intrecciano, poi si sciolgono, come nebbia di sole, lasciando nell'aria il profumo dell'amore. Gli occhi narrano, descrivono un sentimento che non sa esplodere né morire, una malinconia che tace, ma brucia sotto la pelle. La bocca professa un addio, ma il cuore resta immobile, ancorato a un istante eterno che continuerà a vivere anche nelle ciglia chiuse. E in quello sfiorarsi al tramonto resta un legame invisibile, un filo rosso che lega due anime che si perdono per poi ritrovarsi a calar di un sole nuovo. Ecco, Ecco, questa è la. perché hai cominciato proprio con questa poesia? C'è un motivo particolare? Allora, perché in qualche modo in questa poesia si racchiude un po' il senso di Sì, Cuori clandestini certo. e il tramonto in particolare è un lasso di tempo del giorno che io amo particolarmente per i suoi colori vivaci non lo so, nella sua particolarità, nel suo essere così sempre diverso, nasconde in sé una luce così potente che solo i pochi, gli eletti, insomma, che prediligono questo lasso temporale riescono a scorgere. Perché è un po' quello che Cuori clandestini vuole fare, vuole mettere sotto osservazione qualcosa di estremamente potente che vive nella sua clandestinità e ci tengo a sottolineare che clandestino è stata una provocazione letteraria che Sì, mi sono voluta concedere perché un sentimento, un cuore non sarà mai clandestino, nel no. senso qualsiasi sentimento è degno di nota e dovrebbe essere vissuto alla luce del sole, però per diverse circostanze ci sono degli amori che devono, cioè vivono insomma questa necessità di nascondersi, ecco.
E comunque volevo ringraziarti per quanto riguarda la prefazione, per aver apprezzato tutto quanto, e devi sapere, Loredana, che l'onore è tutto mio, perché io amo molto la tua poesia, la tua penna, te l'ho sempre detto, Grazie, e quindi per me è stato davvero fantastico grazie poter anche per me. condividere in anteprima questo progetto a cui E tengo anche particolarmente. E anche è fantastico per me poterne parlare oggi, dopo tanto, insieme. Ecco, Esatto, tu nella poesia che hai letto parlavi del sì, tramonto, perché ti piace, per i colori, eccetera. Il tramonto appare anche in altre poesie, per esempio mi sono scritta anche in Arsenico, c'è il certo, tramonto. Ecco, e il tramonto che secondo me è anche una metafora, non è sì, solo quel momento del giorno in cui il sole cala, è una metafora che ha un esatto, significato profondo. Ecco, certo. e volevo anche dirti che sul tramonto tuo fratello ha creato un'opera meravigliosa che è questa, non so se si riesce a Sì, vedere. Ecco, sì, questa sì, sì, qua è sì, molto, diciamo, esprime molto il concetto di arsenico, per dire la verità, quando c'è lei che vede lui che se ne va nel tramonto, però dopo c'è anche esatto, l'attesa del ritorno, ti chiedi esatto. ritornerà, ma intanto tu aspetti. Quindi questa opera d'arte di tuo fratello mi è molto piaciuta, perché proprio parla Grazie. del tramonto, così come mi è piaciuta questa, che è proprio dopo la poesia che La hai poesia appena letto. Arsenico. Ecco, in cui si vede questa ragazza solitaria che aspetta, chissà se ritornerà. Ecco, un'altra cosa che voglio dire delle opere di tuo fratello è il grigio che prevale, così come prevale nella copertina, e dei tocchi di rosso, Esatto, quel esatto. rosso, quel rosso che ti prende e che ti fa pensare che c'è una soluzione, che alla fine arriveremo a un momento positivo, nonostante ci siano amori combattuti, divisivi, eccetera, però c'è la speranza di. E questo l'ho trovato anche nella poesia che hai appena letto, oltre che Sì, tanti altri temi che tratteremo andando avanti, se ti va sì, bene, certo. leggendo di altre poesie. Allora, mi dici, se vuoi, adesso come è nata questa silloge? Ecco, ti ricordo che, sì, ricordo agli amici che ci stanno ascoltando, che è stata pubblicata un anno dopo quella precedente, anche Esatto, sì, meno sì, sì. di un anno dopo. Quindi è stata composta in quest'arco di tempo o era già in cantiere, tra virgolette, prima e l'hai elaborata? Allora, sì, Fasi lunari è stato un processo ciclico. Per quanto riguarda Cori clandestini è avvenuta una vera e propria evoluzione sia a livello di scrittura che di riscoperta personale. Fasi lunari in realtà era pronta già da tempo, molto prima, sono state poesie scritte proprio nell'anno in cui ho perso mio padre, quindi l'anno che ho insomma attraversato il lutto. Nell'anno successivo, diciamo, già oltre, avevo iniziato ad avvertire la necessità di esplorare me stessa, di mettermi a nudo di fronte a un sentimento come l'amore che mi ha sempre abitata, ma che avevo difficoltà a scorgere con gli stessi occhi, vuoi per le delusioni, vuoi per la rottura di una lunga relazione. Chiaramente iniziavo a vedere tutto in maniera sadica. Allora ho sentito la necessità di scavare a fondo e di farlo non solo attraverso l'ascolto mio personale, ma anche attraverso donne che fanno parte, che hanno fatto parte della mia vita, attraverso le quali io ho potuto entrare a 360 gradi in esperienze forti che mi hanno permesso di capire davvero tante cose. E così e nasce questa raccolta dove all'inizio queste poesie, molte di queste erano nate in maniera singola, erano semplicemente dei bisogni di esplorazione personale che si tramutavano poi in versi, perché come ho detto prima, le mie poesie nascono un po' di getto, poi dopo le vado ad affinare, però è una necessità, un'urgenza momentanea. Mi sono poi resa conto che c'era un filo conduttore e ho detto perché no? Perché non dare voce a chi voce non ce l'ha, a chi magari è costretto un po' a nascondere quello che è il suo amore. Infatti in questa raccolta corale prettamente femminile si parla di diverse sfumature di amore.
l'amore romantico, l'amore impossibile, l'amore platonico, ma anche sfere dell'amore che sono costrette ad una sorta di intimità personale per essere vissute a 360 gradi, perché viviamo in un mondo che ha bisogno di etichettare. Ecco, forse è quello che dovremmo superare. Vorrei tanto che attraverso questa mia opera i cuori si svelino un po' tutti, ecco, senza quel timore del giudizio esterno. Ecco, certamente, forse non si sveleranno tutti, ma certamente No, si riconosceranno certo. anche i E già lettori. la connessione, sì, la condivisione fa rete e ci fa sentire meno soli. Certo, e prima tu parlavi che le poesie di questa raccolta nascono dalla tua esperienza personale, ma anche da esperienze di altre donne eh, con le quali hai avuto, dei rapporti, diciamo, stretti, e tutte o parte di queste donne le citi nei ringraziamenti, Sì, nella sì. parte finale dell'opera. Ecco, e tra queste la prima è la mamma. Certo. Cuori clandestini è per la maggior parte, devo dire, dedicata a lei. Lei che vive una clandestinità d'amore che non dovrebbe esserci, che però purtroppo, stando al suo fianco, mi sono resa conto che c'è perché è una tutela personale. Lei vive un amore spezzato, quindi un amore spezzato dalla morte, che però continua e persiste anche oltre le nuvole. Perché rientra nella clandestinità? Perché spesso le persone involontariamente tendono a sminuire un pochettino, no? Dicono ma dai, passerà, non è capitato solo a te. Però in quel momento quello che tu vivi è un lutto forte e chiaro, uno sradicamento, un dolore forzato a cui la vita ti sottopone, e riprendere da capo o comunque continuare a vivere senza quella persona che era per te, insomma, il tutto, diventa davvero molto difficile. Quindi lei può in qualche modo vivere le sue emozioni interamente solo nella sua intimità, e quindi non potevo, insomma, non dedicargli questi versi, ecco. Ecco, infatti all'interno dell'opera c'è un nucleo molto consistente di poesie che trattano del rapporto amore-morte, Sì, ma ne parleremo un attimo più sì, avanti, sì. se ti va bene. Allora, tu dici che parli dell'amore, di amori nascosti, evidenti, amori platonici, amori anche fisici, perché ci sono dei versi Certo. stupendi proprio che descrivono il rapporto, la sensualità, con una finezza Sì, veramente unica, amori grazie. turbati e turbanti, che anche questi sono ben rappresentati nelle immagini di tuo fratello, quando si vede quella donna, quella ragazza che sei tu, penso che abbia copiato da te, ti abbia ritratta ma modificata, come succede nell'opera d'arte, con quelle lacrime rosse. Quindi l'amore o gli amori di cui tu parli sono amori clandestini, lo hai già spiegato perché si chiamano clandestini, ma sono anche amori contrastanti. Ecco, Gibran sull'amore proprio diceva che non è solo una gioia, ma una forza totale e potente che guida l'essere umano in ogni aspetto della vita. E questo emerge chiarissimamente dai tuoi versi. E poi dice ancora Gibran, l'amore ci corona ma ci crocifigge. Allora, quando Esatto. io avevo sentito, ho letto questa opera di Gibran, ho subito pensato a tutte quelle coppie antitetiche molto efficaci e suggestive che troviamo nella tua silloge. Nella tua silloge ci sono proprio dei versi brevi o lunghi che comprendono questi termini che sono in antitesi tra di loro. Guarda, me ne sono copiate alcune perché sennò sfogliare il libro ci vuole troppo, Sì, proprio per presentare illustrano bene la dualità dell'amore. L'amore è cura che brucia e condanna che salva. Questo è un verso veramente forte che ci fa capire com'è l'amore. Poi è un abbraccio di lame e carezze. Poi dice ancora, è un naufragio che diventa ancora, è veleno e nettare, bagliore che si nutre nel buio. Ecco, e questo secondo me è veramente l'amore, sono gli amori, se vogliamo, perché ogni amore ha
in realtà fasi, momenti alterni, contraddittori, non sono lineari almeno, di solito, dopo ci sono anche quelli. E detto questo, ti chiedo, l'amore può restare clandestino? Già in parte mi hai risposto prima, e si può nascondere per sempre l'amore? Allora, io credo che questo non può avvenire, nel senso che la clandestinità è una fase dell'amore. Parto dal presupposto che per parlare d'amore io ho dovuto analizzare molto a fondo questo concetto, perché mi rendo conto che a 35 anni lo posso conoscere in parte, ma c'è ancora tanto che posso capire, anche a diverse sfumature, che ne so, l'essere madre, essere nonna, faccio un esempio, cioè sono tutte sfumature dell'amore che io ancora non ho conosciuto e quindi ho ancora molto da imparare. Però di una cosa sono certa, che l'amore si nutre del sentimento che noi proviamo in quanto individui e prescinde da quello che noi possiamo ricevere dall'altro, cioè non deve essere quello che riceviamo a stabilire se quello che stiamo vivendo in quel dato momento può essere amore oppure no. Noi amiamo in quanto esseri umani. E questo ci deve fare elevare ad un concetto di amore più alto, più profondo se vogliamo, e nel momento in cui noi riconosciamo un'anima affine alla nostra, dobbiamo cercare poi di sicuramente preservare questo amore, ma anche di viverlo con spensieratezza. È vero che ci sono tante catene oggigiorno e che quindi... Non ti sentiamo più, Giovanna. È di una saltato maniera l'audio. differente rispetto a quella... Mi sentite? Sì, adesso ti sento, prima non ti sentivo più. Ah, Dimmi. ok, non so dove mi sono fermata. Comunque, Prego. credo che l'amore poi abbia bisogno, insomma, di sfociare in qualcosa di più grande e non debba essere nascosto. Io spero che si possano superare tanti pregiudizi, tante etichette, perché comunque parlo anche di amore fra donne. È importante oggigiorno capire che l'amore non ha sesso, l'amore non può essere giusto o sbagliato perché nessuno può permettersi, insomma, di giudicare un sentimento. Quindi dovremmo un po' sradicarci da quelle che sono le etichette sociali che comunque il mondo ci vuole imporre in qualche modo ed essere liberi di vivere Il pienamente un proprio sentimento. amore. Ecco, infatti Esatto, si parla nel tuo libro, nella tua raccolta parliamo, io parlerei di amori piuttosto che di esatto. amore, perché c'è un ventaglio enorme. Tu prima parlavi di una certa vivere anche con spensieratezza l'amore. Ecco, nelle tue poesie questa spensieratezza non è che emerga tantissimo, Certo. prevale diciamo il momento del dolore, della chiusura, l'attesa, l'assenza, la mancanza, c'è sì la speranza. Molte poesie terminano con un verso che ti fa sperare che qualcosa si sblocchi, che quell'amore riesca veramente a sbocciare. Però come spensieratezza io non l'ho trovata. Questo No, ma bisogna... effettivamente è voluto, cioè nel senso, io ho voluto mettere sotto osservazione proprio questo aspetto un po' contrastante all'amore, nel senso che c'è questa sofferenza di fondo. Io penso che l'amore ci fa arrivare a toccare le stelle, però chiaramente ci indebolisce, tra virgolette, perché una volta che ci sottoponiamo, ci apriamo all'amore, è chiaro che le fragilità, le paure, i timori emergano in qualche modo. Penso ad Alda Merini che definiva l'amore come un'ala di piombo che anziché farci volare ci fa sprofondare a terra. Non è sempre così, però bisogna riconoscere che ci sono degli aspetti dell'amore che non sono del tutto positivi, cioè ci sono anche le negatività che non vogliono dire lascia perdere, non innamorarti, ecco, no. Però bisogna avere la consapevolezza e la coscienza che, come in ogni relazione, anche nell'amore ci sono le ombre. E, insomma, quello che ho voluto più che altro fare io è dare una chiave di lettura, forse soprattutto agli uomini, di quello che può essere vivere un sentimento amoroso da parte di una donna che alle volte lo vive nella sua intimità anche per giudizio dall'altra parte. Quindi è come andare a fondo in una profondità emozionale, ecco. Infatti qui di uomini si parla solo come spettatori o Esatto. partecipi di un amore, è sempre la donna la protagonista dell'amore. Tu prima parlavi di l'amore ha anche le sue negatività. Ecco, io piuttosto che di negatività parlerei di difficoltà.
che sono Sì, innate nei rapporti umani, che siano amorosi o non amorosi. Quindi l'amore certamente ha dei momenti di esaltazione, ma anche dei momenti proprio di difficoltà, anche negativi se vogliamo, però parlerei sì. più di difficoltà piuttosto che di negatività. Quindi l'amore non può restare clandestino, o meglio, tu vorresti che tutti gli amori sbocciassero alla luce del sole. Però, anche per dimostrare quanto ho detto prima, lo sfondo in cui quasi tutte le poesie si muovono è una notte, visto che la Mm. notte ti piace, Sì, una sì. notte senza luna, una notte senza stelle, oppure tra le onde cupe del mare, oppure diciamo un mare senza rive o con onde furiose. Tutti questi sono degli elementi che fanno proprio da sfondo agli amori di cui parli. Quindi già questo sfondo ci fa percepire che l'amore è presentato nelle sue difficoltà. Sì, allora sicuramente io ho voluto sfruttare gli elementi naturali per far capire proprio il senso, no, dei miei Mm. versi, di come ho cercato di trasformare le emozioni per farle arrivare forte e chiaro. Per esempio, le notti senza luna o senza stelle rappresentano proprio la perdita di una guida, ecco. Mm. Oppure se penso al mare, anche al Mare Nero, parlo proprio di quella confusione, quell'impeto che spesso il tormento genera in una persona che si trova a vivere un amore. Chiaramente che ha delle difficoltà, come abbiamo appunto detto. Sono state tutte scelte chiaramente ponderate, studiate in un certo senso per poter arrivare a far emergere quanto più possibile quell'emozione. Sarebbe bello sì, poter in tutti i casi vivere un amore così alla luce del sole, però sicuramente ci sono tanti amori che resteranno forse clandestini per sempre, Sempre, sì. purtroppo. Ma ciò non toglie che non abbiano la stessa potenza di un amore che viene corrisposto, perché alle volte queste emozioni sono anche più forti. È chiaro che io non voglio con questa silloge far passare l'amore deve insomma per forza far soffrire, o se l'amore ti fa soffrire va bene così. Cioè, lungi da me questo, perché viviamo in un'epoca in cui sentiamo anche di femminicidio, comunque di storie molto più tragiche, quindi non è assolutamente questo. Come dicevo prima, è più che altro una chiave di lettura del tormento che spesso e volentieri noi possiamo generare nell'altro, e quindi di fare molta attenzione e capire bene i nostri sentimenti prima di accostarci a un'anima e sciuparla in maniera così drastica. Sciuparla, sì, hai usato la parola giusta che rende bene l'idea, sciuparla. Ecco, parlavi di diciamo, recupero di elementi naturali per esprimere un'idea, un concetto, un'emozione, un sentimento. Ecco, ci sono delle similitudini che restano veramente impresse. Una, forse la più efficace, l'hai anche riportata o l'avete Sì, riportata in carta esatto. di copertina. Sì, Ti amo come il mare ama la sua scogliera, che lo frange e lo respinge, lo spezza, ma lui, instancabile, ancora torna. Questa e poi un'altra, ma ce ne sono tante, ma dovrei, che mi è molto piaciuta, è quella del tuffo al cuore, come quello di un delfino. Ecco, è sì, un'immagine così dolce e delicata, mentre quella del mare qua è forte e rende la potenza anche negativa, se vogliamo, dell'amore. Quella del tuffo del delfino è qualcosa che rende dolce quella poesia e quei versi. Visto che hai parlato di un lavoro che hai fatto prima di pubblicare questo libro, ecco, io volevo solo sottolineare, per non dilungarmi troppo, il discorso della forma, perché secondo me poesia non è solo scrivere le proprie emozioni o emozioni no. che vedi, ma è anche trasformarle in una forma appunto poetica. E tu, diciamo, hai usato in questa raccolta, e penso anche nella prima che io non ho letto, tutti gli strumenti
del poeta, tutte le armi, tra virgolette, del mestiere, perché ci sono metafore, ci sono similitudini, ci sono ossimori come gli attimi eterni, per dire, ci sono anafore, cioè ripetizioni, c'è un po' di tutto, cioè tutti gli strumenti del poeta ci sono, ma, ma fluiscono in modo naturale, leggero, cioè non ti sembra che siano qualcosa di costruito, di ricercato apposta per produrre No, un effetto. assolutamente no. Quindi, chiaramente c'è tutto un lavoro sì dietro, fatto con chiaramente scrupolo, con contezza insomma di quello che andavo a fare, perché quello che volevo e che voglio e spero insomma di riuscire a restituire le emozioni, affinando sempre il mio linguaggio affinché emerga con eleganza e raffinatezza. certo. E ho voluto comunque anche sperimentare una struttura poetica diversa, oltre a inserire appunto le poesie, anticiparle con degli aforismi che racchiudevano un po' il senso della poesia che segue, perché anche gli aforismi sono molto amati e apprezzati perché concisi ma intensi, quindi ho voluto proprio, ecco, come dicevo prima, fare un'evoluzione non solo personale ma anche strutturale e del scrittura. lessico, ecco. Ecco, infatti mi era sfuggito prima, uno degli aspetti che mi avevano colpito quando mi hai mandato il tuo progetto, tra virgolette, sono state proprio i versi che precedono la poesia e che sono poetici essi stessi e che ti immettono già nel messaggio principale che tu vuoi esprimere. Ecco, questo prima mi era sfuggito e hai fatto bene a ricordarlo. Allora, affrontiamo adesso, c'era anche nella poesia che hai letto prima, se vogliamo, e è emerso anche durante la nostra conversazione, un tema che è molto importante nelle tue poesie, perché molte poesie vertono proprio sul tema amore e morte. Diciamo che amore e morte non è una novità come tematica, Certo, perché parte certo. addirittura da Eros e Thanatos nella mitologia greca, poi e sono state queste due figure, tra virgolette, sono state riprese e sviluppate da poeti, da pittori di ogni periodo. Mi viene in mente per esempio Leopardi che ha composto proprio una poesia intitolata Amore e Morte, Sì. che ha inserito nel ciclo di Aspasia, e lui li chiama fratelli e li vede tutti e due positivamente, sia l'amore che la morte, perché il primo, dice Leopardi, genera cose belle, il secondo annulla ogni dolore. Poi ci sono i romantici, gli Scapigliati, D'Annunzio, eccetera, eccetera. Beh, per quanto riguarda i pittori c'è Klimt che ha rappresentato in molti suoi quadri l'amore e la morte. Uno per esempio è Morte e Vita, che rappresenta in un angolino buio la morte e nell'altra parte più luminosa delle persone che si amano, che si stringono in un abbraccio. Dopo mi è molto colpita l'etimologia popolare, che non è dimostrata, della parola amore che vuol dire senza morte, l'amore che non prevede la morte, perché l'amore rende l'anima eterna. E infatti il Foscolo scriveva in Morte del fratello Giovanni, scrive che continua anche dopo la morte una corrispondenza d'amorosi sensi. Ecco, per quanto riguarda questo, tu invece, aspetta, perché ho citato degli autori, tu dici da qualche parte l'amore che vince la morte, che mi è piaciuto moltissimo, diventa una preghiera anche senza altare. L'amore Esatto, non sì. muore, è luce senza fine. Ecco, bellissimo questo, così come è significativa un'altra opera di tuo fratello, che continuo a elogiare perché accolgo. Grazie. Sì. Questo è veramente sintomatica del tuo concetto di amore e morte, quando nonostante tutto, qui si vede chiaramente, il rapporto continua, anche se
uno non c'è più fisicamente, e questo mi è piaciuto veramente tanto. Vuoi parlarci, dirci qualcosa di più di questo rapporto amore-morte che non abbiamo già visto nelle domande o nel dialogo precedente? Allora, sicuramente devo ringraziare mio fratello, insomma, per queste immagini. È stato un lavoro a quattro mani davvero interessante perché lui ha saputo cogliere non solo per quanto riguarda la scelta dei colori, no? Il grigio che comunque fa Sì. pensare un po' alla clandestinità, però c'è la purezza del bianco che ogni tanto compare, e questo rosso intenso che comunque è questo filo conduttore un po' in tutte le poesie. Per quanto riguarda appunto la connessione che esiste tra amore e morte, chiaramente l'ho vissuto sulla mia pelle, ma comunque lo continuo ad osservare in tutti coloro che in qualche modo vivono in queste situazioni. Io sono fortemente convinta che l'amore che noi diamo nella vita, quello che proviamo e che ci viene restituito, non svanisce nel nulla. Le anime esistono, si trovano, si cercano, e il legame che esiste tra entrambe cioè non può perdersi nel nulla. Io Non si può riscontro staccare. comunque una presenza costante di mio padre nella mia vita, nonostante la vita sta andando avanti. Io fisicamente comunque non lo vedo, non lo posso sentire, non lo posso abbracciare, però lo percepisco in tutto quello che faccio, e forse anche nella mia testardaggine di continuare a inseguire un po' quelle che sono le mie emozioni e i miei sogni per insomma dare un senso a questa vita. Quindi l'amore esiste anche oltre le nuvole, e volevo insomma farlo emergere fortemente attraverso queste mie poesie, perché io non ho bisogno insomma di un altare per pregare, perché diventa Sì. stessa la preghiera, una preghiera verso la persona che non c'è più, dove insomma richiamo questo ascolto che in qualche modo poi c'è. Infatti anche nella prima poesia che ti dicevo, come dicevi tu, contiene tutte le tematiche della silloge, si parla proprio di amore eterno, dell'eternità Sì. dell'amore, l'amore che dura anche dopo diciamo la morte. Ecco, e ho trovato veramente dei versi meravigliosi che affrontano questo aspetto. E adesso ti faccio un'altra domanda a cui hai già risposto, diciamo, però se vuoi puntualizzare, di sicuro ti ha cambiato il percorso di scavo che hai fatto per costruire, realizzare questo progetto, ma come ti ha cambiata? Allora, questo progetto è stato uno scavo archeologico, lo dico io, perché comunque archeologico, che mi ha permesso insomma di scavare dentro di me, andando proprio in profondità, strato dopo strato. Mi ha cambiata perché sicuramente mi ha reso più empatica, non solo verso le donne in generale, ma proprio verso questo sentimento, no, che è l'amore, tutte le sue difficoltà, rendendomi conto di quanto alle volte si è molto facili, no, al giudizio, ecco, e di come in realtà dovremmo fare anche tesoro di quello che è il nostro percorso di vita per poi riscontrarlo negli altri. Sicuramente mi ha permesso di vedere con occhi diversi, e mi ha reso sicuramente libera. Questa forse è la cosa più importante. Questo percorso insomma mi ha liberato, perché mettere a nudo me stessa così in questo modo attraverso la silloge è stato comunque un disvelamento mio personale. Ho eliminato quegli estratti, no? E ho messo sotto osservazione quelle che erano le mie fragilità. Quindi è stato un percorso poetico che mi ha permesso insomma di sentirmi fragile e forte allo stesso tempo, e di capire che io sono anche questo, posso essere questo, e questo non mi rende meno adatta insomma al mondo, ma anzi mi rende ancora più umana, ed è quello che insomma dovremmo fare un po' tutte. Ma soprattutto, ritornando un po' a quello che abbiamo detto anche prima, io ho voluto fare questo, cioè mettere sotto osservazione il doppio standard a cui la donna è sottoposta inevitabilmente, perché viviamo in un'epoca dove ci vogliamo evolvere, ma ci sono ancora molti tabù, soprattutto sulla sensualità vissuta da parte di una donna. Ed è per me importante superare anche questo preconcetto, Questo perché la scoglio. donna non è solo oggetto di desiderio, ma può essere essa stessa soggetto desiderante, quindi lei può desiderare, può volere, può provare queste forti emozioni di sensualità, e quindi
Cioè tutto questo deve sembrare appunto normale agli occhi degli altri, non è che solo perché viene provato da una donna bisogna giudicarla male. Quindi è stato anche un atto politico quello che ho voluto fare per scardinare un po' alcuni preconcetti che secondo me non dobbiamo imparare un po' a lasciare andare. Sì, una critica sociale, diciamo, una Esatto, lotta sì, 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 una civile, lotta, sì, di grande esatto. civiltà, condotta con la poesia, perché la poesia è anche questo, trasmette anche dei valori e combatte con le parole per ottenere dei traguardi importanti. Allora, adesso ti chiedo, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Perché di sicuro Sì. ne avrai di progetti. Sì, ce ne sono già infatti in cantiere diversi. Allora, sicuramente un progetto che prima o poi vorrò realizzare è mettere su carta tutte le storie della buonanotte presente sul mio blog La Casa Azul. Però sto lavorando ad un progetto dedicato ai giovani, quindi sto scrivendo un testo illustrato grazie a mio fratello, quindi stiamo di nuovo collaborando insieme, che voglio indirizzare ad una fascia di età compresa dai 10 ai 12 anni che parla insomma di temi sociali degli emarginati, insomma, per far sì che attraverso questo testo, insomma, i ragazzi possano sentirsi meno soli, anche perché io credo che sia molto importante trasmettere messaggi legati appunto al sociale già nella giovane età per sensibilizzare. Quindi spero che questo progetto in qualche modo possa andare in porto. E in contemporanea sto scrivendo un romanzo tipicamente lucano dove vado insomma a fondo nel folklore, nelle credenze popolari, quindi un qualcosa di nato così un po' per gioco nel momento in cui ho deciso di partecipare ad un altro concorso letterario, quindi ho avuto una forte ispirazione, però a breve verrà pubblicato il romanzo con il quale ho vinto il secondo premio nel concorso nazionale l'inedito sulle tracce di De Santis, che è ambientato a Craco, e quindi siamo già in fase di pubblicazione, quindi non vedo l'ora di poter stringere fra le mani questo mio progetto a cui devo tanto perché la mia connessione con le radici, come dicevo prima, è molto forte e sentita e la voglio trasmettere attraverso la mia scrittura. Ecco, infatti la tua scrittura lo trasmette e volevo dirti che quindi di progetti realizzati o in fase di realizzazione ne hai tantissimi e Sì. penso che ne avrai ancora molti, riuscirai a trovarne ancora molti altri perché veramente hai il pensiero, la mentalità e la capacità di scrivere che non è facile trovare Grazie. insieme in una persona poi che è giovane, giovanissima, perché tu sei ancora molto giovane, quindi come dicevi prima non hai ancora esperienza, certe esperienze no, le hai ancora fatte, però hai un occhio critico e profondo di quella che è su quella che è la realtà che ti circonda. Allora, prima di chiudere desideravo che tu mi leggessi un'altra poesia, Sì. per chiudere proprio in bellezza. Sì, allora volevo leggere Universo nascosto, che è la poesia finale, insomma, della mia raccolta, che quindi chiude un po' tutto quanto. Nervo di luce che squarcia il silenzio notturno, fra le radici del buio infiamma il tuo nome. Lingua di fuoco scolpisce abilmente la mia pelle e il cuore si frantuma in schegge di stelle. Un groviglio d'amore, rovine in una nuova fioritura, si cercano avidi e ciechi nel gemito del vento. Vibrazioni che cantano, oltre la carne, abisso che inghiottisce e genera un nuovo universo. Nel silenzio incessante resta poi la ferita dell'amore, un tempio segreto dove il sentimento divampa tatuando il suo ardore. Bellissima, veramente è la conclusione Grazie. ideale per la tua raccolta e anche per la serata di oggi. Ecco, io volevo ricordare, intanto ringraziarti per gli stimoli che hai dato a me e penso anche a tutti coloro che ti hanno ascoltato o ti ascolteranno. Dove possono... Beh, è un libro da leggere, assolutamente. Grazie. Ecco, e io dico anche da leggere con lentezza. Perché? Perché bisogna cogliere il senso oltre ogni parola, oltre ogni immagine, perché una parola racchiude molti significati, quindi non puoi leggerlo così tanto, è un libro che va letto con lentezza, proprio per entrare anche nel mondo delle emozioni che tu hai voluto esprimere. Ecco, detto questo, chiedo per gli amici che
che ci stanno seguendo o ci seguiranno, dove trovano questo meraviglioso libro? Grazie, insomma, per tutti i tuoi complimenti che, come sai, mi onorano. Cuori clandestini può essere acquistato su tutte le piattaforme online oppure rivolgendosi al mio editore, ma sarei felicissima, insomma, di avere delle richieste personali dove io stessa faccio in qualche modo recapitare la copia cartacea della mia raccolta con dedica. Una Quindi dedica, vi sì. ringrazio tutti coloro che avranno piacere, insomma, a conoscere ancora più a fondo questi cuori, nella speranza che essi possano ritrovarsi e per creare una connessione, perché senza lettori noi scrittori saremmo nulla. Quindi un grazie a tutti coloro che si avvicineranno ai miei versi. Certo. Infatti, nei tuoi ringraziamenti ringrazi anche i lettori. Ecco, e Sempre. mi ha molto colpito. Questo oltre che a ringraziare te stessa per il lavoro meraviglioso che hai saputo darci e donarci. Ecco, detto questo, adesso non lo so se Donato ci fa apparire delle domande o se torniamo, chiudiamo qui. Qua io leggo Giacomo Tortorella, questo titolo nasce prima delle poesie oppure è arrivato dopo, quando hai riconosciuto un filo comune tra i diversi testi? No, nasce dopo, non nasce prima delle poesie. Allora, tendenzialmente io riesco prima a partire dal titolo e poi a sviluppare le mie idee, però nel caso delle poesie i titoli riesco a individuarli sempre dopo quando riesco a trovare il filo conduttore. Anch'io. Anche a me succede così. Mm. Donato ti chiede chi sono i cuori clandestini della tua silloge. Mi pare che in parte tu abbia già risposto, ma se Sì. vuoi dare una sintetica a Donato. Sicuramente un altro cuore clandestino di cui non ho parlato è quello forse di noi stesse, in quanto persone che amiamo, perché alle volte tradiamo noi stesse pur di non perdere chi abbiamo davanti. Quindi riscoprire l'amore, il sentimento verso noi stessi è un procedimento che avviene nell'intimità, no, di una persona ed è una forte fase di riscoperta. Certo. La parola clandestini ha colpito tutti. Sì. C'è Raffaele Tinto che ti chiede: la parola clandestino richiama qualcosa che vive nascosto, fuori dalle regole o senza il permesso degli altri. Quale forma di clandestinità racconti nel libro? Un po' tutte, nel senso sicuramente ci sono gli amori impossibili, quelli che nascono in situazioni che non dovrebbero, tra virgolette, no? Però come dicevo prima, tutti quegli amori che vanno un po' a scontrarsi con il concetto di amore puro, normale, giusto, tra virgolette, come dicevo prima. Quindi diciamo c'è uno scontro sociale in questi cuori clandestini. Stefano Amato ti chiede una bellissima domanda: si può essere Bella. clandestini anche dentro la propria vita, quando non ci si sente pienamente riconosciuti e compresi? Assolutamente sì, io credo che quella è la più grande forma di clandestinità e superare questa vuol dire veramente arrivare a toccare forse la completezza che l'essere umano può raggiungere, perché ci sono dei momenti in cui fortemente ci sentiamo incompresi anche da chi amiamo, quindi certo, per questo per me è stato importante fare questo viaggio di scrittura perché mi ha permesso insomma di capire quali erano le mie clandestinità. Sì, appunto, e a volte però ce le creiamo noi le nostre Anche, soprattutto sì. clandestinità, a volte ce Questo le avviene quando magari ci chiudiamo, ecco, anziché magari esternare, perché la parola ci aiuta, noi creiamo dei muri involontariamente per proteggerci, ma sbagliamo perché così ci chiudiamo a riccio. Certo. Allora, Gabri Gaio scrive: cosa possono entrambe dire di anticonformista, sia spiritualmente che politicamente, per un mondo migliore? Allora, Non so quale sia il soggetto. Cosa possono entrambe dire di anticonformista, sia spiritualmente che politicamente, per un mondo migliore? Forse cosa vogliono fare queste mie poesie da questo punto di vista? Allora, io spero insomma che possano arrivare questi messaggi di forte cambiamento sociale, tra virgolette, nel senso di aprire un po' gli occhi e scorgere che intorno a noi non ci sono solo cose che sono facili da accettare, ma forse anche situazioni che lo sono un po' meno. E soprattutto volgere lo sguardo verso la persona in quanto essere umano, anziché come un membro della società che deve comunque sottostare a delle leggi che poi leggi non sono quando parliamo di sentimenti. Allora, finora erano tutte domande di uomini.
Sì, E e mi è questo mi pare che piaciuto che sia sia stato così. profondo. Ecco, qui invece c'è una signora, Concetta Romano, che ti chiede: hai mai avuto paura di essere troppo sincera mentre scrivevi alcune di queste poesie? No, avevo questa urgenza di farlo e quindi se sono arrivata a farlo è perché ho raggiunto una coscienza mia che mi spingeva insomma a voler esternare tutto questo. Quindi no, non ho provato timore, anche perché per me è fondamentale la scrittura, credo che sia un'arma potentissima, capace di arrivare ai più, e quindi Certo. no, non ho provato timore. Bene. Un'altra signora, Valentina Troito: esiste una poesia di cuori clandestini che ti è costata più delle altre emotivamente scrivere? Sicuramente quelle legate all'amore oltre la morte, in particolare ce n'è una che si chiama Pezzo di paradiso, che è legato profondamente a mia madre e mio padre, e lì mi è costato constatare quanta sofferenza c'è nel cuore di mia madre, che io non posso in alcun modo colmare, però anche la bellezza di un amore che nonostante tutto non conosce fine. Sì. Accetto la tua risposta che è stupenda. Torniamo a un uomo, Bruno Volpi, ti chiede: Mm. "Giovanna, cosa vorresti che restasse a chi legge la tua silloge Cuori clandestini?" Vorrei Cosa che vuoi? restasse un senso di libertà, di capacità di sentirsi liberi, ecco, liberi di poter essere quello che si è, umani soprattutto, quindi di riscoprire anche una sorta di empatia, di umanità verso chi vive un sentimento così grande e quindi capire che bisogna avvicinarsi con guanti bianchi al cuore delle persone. Con delicatezza. O ancora Fabio Bonavoglia ti chiede: tu sei anche artista e scrittrice. Quando nasce un'emozione, la percepisci prima come parola, come immagine oppure come suono? Bellissima Eh, domanda. bella, e io credo che quello che più appare, no, nel momento in cui provo un'emozione è un'immagine che cerco poi di descrivere e quindi poi mi avvalgo alla parola, ma la prima sensazione è quella visiva, anche quando non ho di fronte a me, insomma, cioè come una foto che si sviluppa nella mia mente e quindi quell'emozione io riesco a vederla così e spesso e volentieri si accosta sempre molto alla natura. Bene, allora Donato ricorda: vi ricordiamo che prossimamente Giovanna Santarsero e Luigina Favale saranno in tournée in diversi Mm. paesi tra Puglia, Basilicata e Calabria e non solo, per presentare i loro libri e incontrare lettrici, lettori e appassionati di cultura. A breve comunicheremo tutte le date e le tappe del tour. Mi complimento con te. Grazie, proveremo questa nuova avventura e ne abbiamo insomma parlato con Donato, lui mi ha chiesto insomma che cosa ne pensavo, credo che sia una buona occasione e vediamo nei ritagli di tempo con le possibilità di fare questo perché il contatto con le persone è fondamentale, oltre che quello che noi comunque facciamo giornalmente con Officina Mediterranea che è tanto. Infatti ringrazio questa mia seconda famiglia perché comunque è stato un trampolino di lancio e ringrazio tutti coloro che ci seguono, davvero. Certo. Anch'io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio prima di tutto te per tutto quello che mi hai dato con le tue poesie e hai approfondito con i tuoi interventi di questa sera. A questo punto io penso che possiamo salutarci ringraziandoti ancora, ringrazio naturalmente Officina Mediterranea che mi ha dato questa opportunità, ringrazio te che mi hai aspettato a Sempre, lungo. sì, l'avrei fatto, te l'ho Sì, detto, ci tenevo tantissimo. ecco, ti ringrazio infinitamente e ringrazio tutti quelli che ci seguiranno, ci hanno seguito, soprattutto quelli che hanno fatto delle domande così interessanti a proposito della tua scrittura. Infatti mi Quindi accodo ai tuoi ringraziamenti e ringrazio appunto Officina Mediterranea, Donato per la regia, in particolar modo insomma ringrazio te per aver regalato le tue parole che hanno sicuramente reso questa mia silloge ancora più preziosa e ringrazio tutti coloro che questa sera ci hanno seguito, davvero grazie di cuore. bene, allora ci salutiamo, buona serata e prossimamente da qualche parte a sentirti a presentare i tuoi libri. Con Bene? piacere. Sì. Un Ciao saluto a Giovanna, tutti. buonasera a Ciao Loredana. tutti. Ciao, ciao, ciao.